Grazie mille. Allora, buonasera a tutti, è un onore per me essere qui, grazie mille per l'invito. Ma io diciamo che sto molto bene. Dopo quest'anno sono riuscito a godermi molto la mia famiglia e sono contento perché comunque lo scorso anno è stato molto stressante, però insomma adesso sto bene e ho iniziato da poco, insomma ho ripreso con gli allenamenti a secco e poi essere qui appunto sì, con queste temperature diciamo non mi dispiacciono, nel senso dopo tanto tempo al freddo ho anche bisogno di un po' di riacclimatarmi un attimo, quindi sono anche contento. Allora, quando si parla di te, anch'io l'ho fatto all'inizio, si parla di tutte le medaglie, le coppe del mondo, le Paralimpiadi, ma prima dei risultati c'è una passione. Quindi la domanda è: cosa ti ha fatto innamorare dello sci? Beh, diciamo che alle mie parti, io abito a San Vito di Cadore, non c'è tanto altro da fare. No, vabbè, a parte gli scherzi, io vengo da una famiglia di sciatori, mio papà è sempre stato uno sciatore fin da piccolo anche lui e mi ha trasmesso lui questa passione, insomma mi ha messo sugli sci quando avevo 4-5 anni e da lì mi sono, diciamo, non innamorato subito di questo sport, però da quel che ricordo, insomma, pian piano che imparavo a usare gli sci, a sciare, mi sono divertito sempre di più. Io poi ho fatto hockey fino a 12 anni, facevo sia hockey che sci e poi mio papà mi ha detto che dovevo scegliere e ho scelto di continuare con lo sci e basta, insomma, questo è stato il mio amore da sempre. Poi ho avuto un incidente appunto a 17 anni sugli sci, però io comunque ho voluto continuare a farlo anche se in un modo diverso, ma sono tornato sugli sci e insomma è stata una bella roba.